Buongiorno e benvenuti a questo appuntamento, a questa edizione di Focus TG. La notizia è arrivata pochi minuti fa, l'aereo che trasporta Filippo Turetta, il giovane accusato dell'omicidio di Giulia Cecchettin, è atterrato all'aeroporto Marco Polo di Venezia. Lo vedete in queste immagini. Il giovane è stato poi portato negli uffici della Polizia di Frontiera per la notifica della ordinanza cautelare e in questo momento sta venendo scortato dai carabinieri al carcere di Verona. Turetta è arrivato in Italia con un velivolo dell'aeronautica militare che è decollato dall'aeroporto di Francoforte sul Meno. Queste notizie ci sono state riferite dalla Polizia Federale tedesca. E così terminata questa triste e drammatica vicenda che si era aperta esattamente 2 settimane fa. 2 sabati fa l'omicidio di Giulia Cecchettin, ex fidanzata di Filippo Turetta, un omicidio che si è consumato tra la casa della ragazza Vigonovo e l'area industriale di Fossò. Una settimana dopo, nuovamente di sabato notte alle 22, l'arresto dopo 7 giorni di latitanza di Filippo Turetta in Germania. E oggi, 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Filippo Turetta è rientrato in Italia in manette. Ve lo ricordiamo ancora? Poco fa l'aereo che lo portava dalla Germania è atterrato all'aeroporto Marco Polo di Venezia e dopo le formalità di rito, come si dice in questo caso, Filippo Turetta in questo momento è partito alla volta del carcere di Verona. Adesso si aprirà naturalmente il processo. Il caso di Giulia Cecchettin ha scosso un'intera nazione, anche il Parlamento, come sapete, si è mosso per dei provvedimenti più severi contro la violenza sulle donne, ma un po' in tutta Italia ci sono state manifestazioni di cordoglio, di vicinanza alla famiglia di Giulia Cecchettin e di sensibilizzazione contro questo argomento. Noi ci collegheremo tra poco con l'aeroporto Marco Polo di Venezia, ci collegheremo anche con Torreglia, in provincia di Padova, il paese da cui è originario Filippo Turetta, e per cui sentiremo tutte le ultime notizie dai nostri corrispondenti. Abbiamo detto tante iniziative, quella su cui erano puntati i riflettori si è svolta a Padova perché a inaugurare una panchina rossa dedicata alla figlia c'era il padre di Giulia Cecchettin ed ecco il suo appello agli studenti. Oggi siamo qui per Giulia e dobbiamo ricordare che da questo tragico evento deve nascere qualcosa. Vanno bene i messaggi che state dando, vanno bene i minuti di silenzio o di rumore, ma quelli poi finiranno. Quindi io voglio che tutti i giorni ognuno di noi si guardi nella vita, nella propria vita, provi a fare anche solo un pensiero su quello che potrebbe fare per migliorarla. Non nei propri confronti, ma nei confronti della persona amata, nelle persone vicine, negli amici e soprattutto nelle donne. Il papà di Giulia nel Dipartimento di Ingegneria Informatica, dove sua figlia avrebbe dovuto laurearsi giovedì scorso, parla agli studenti. Il suo appello con voce pacata è la dignità e la compostezza che abbiamo conosciuto in queste settimane di dolore. Dobbiamo tutti interrogarci per capire cosa ognuno di noi può fare, dice. Voi potete darci una mano perché voi siete il futuro e ognuno di voi parlando, cercando di capire cosa è mancato a tutti i livelli, dai docenti agli studenti stessi, ai giovani stessi, ai genitori, perché anch'io mi faccio delle domande, e magari confrontandoci e cercando di capire cosa in più si può fare, trovare un protocollo, un modo per poter sradicare la violenza, in particolare la violenza sulle donne. Ecco, questo mi sento di dire dal cuore. Gino Cecchettin, insieme alla rettrice dell'Università di Padova, Daniela Mapelli, ha poi scoperto una panchina rossa dedicata a Giulia, un simbolo che è soprattutto un punto di partenza per sradicare completamente la violenza sulle donne, smuovendo le giovani coscienze. Giulia non me la restituirà più nessuno,
ma dalla morte di Giulia voglio far nascere magari tante belle iniziative. Vi ringrazio tutti. Queste dunque le parole del papà di Giulia Cecchettin all'Università di Padova. Noi, come detto, ora siamo in collegamento, in diretta con Ilaria Marchiori, che con la collaborazione tecnica di Sandro Ponchio si trova all'aeroporto Marco Polo, dove, lo ricordo, pochi istanti fa è atterrato l'aereo che ha riportato in Italia Filippo Turetta. Buongiorno Ilaria. Sì, buongiorno Filippo, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo qui appunto all'aeroporto Marco Polo di Venezia, proprio di fronte al varco da cui a breve dovrebbe uscire il mezzo con a bordo Filippo Turetta, che è atterrato col volo militare alle 11:20 qui all'aeroporto, prima del previsto. Infatti inizialmente si era detto che sarebbe arrivato intorno alle 12, ma il volo invece è atterrato prima, ripeto, alle 11:20. Dopodiché tutte gli è stata conferita l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, e a quel punto Filippo Turetta sarà caricato a bordo del mezzo per andare subito verso il carcere di Verona, come avevamo detto anche poco fa. Questo perché inizialmente si pensava fosse invece il carcere veneziano di Santa Maria Maggiore, e invece poi è stato scelto il carcere veronese proprio per com'è strutturato. Filippo Turetta infatti sarà in isolamento e sarà inoltre sorvegliato 24 ore su 24, proprio perché si temono atti autolesionistici. Oggi lui conoscerà le accuse che gli vengono contestate dalla Procura di Venezia, ovvero l'omicidio di Giulia Cecchettin aggravato dalla relazione affettiva, ma anche il sequestro di persona, accuse in realtà di cui lui è già a conoscenza. Scusate, ma nel frattempo ovviamente continuano a passare mezzi, appunto dicevamo accuse di cui lui è già consapevole dal giorno in cui è stato arrestato dalla polizia in Germania, ma con l'arrivo in Italia saranno 5 i giorni in cui fissare l'interrogatorio di garanzia. Ecco, noi stiamo allerta, perché a questo punto ogni mezzo potrebbe essere quello su cui si trova Filippo Turetta per dirigersi, qui lo ricordiamo, dall'aeroporto Marco Polo al carcere di Verona. Ecco, stiamo vedendo passare un'auto della polizia penitenziaria, però è vuota, quindi a bordo non c'è nessuno. Vero è che si stanno creando molti movimenti, per cui è molto probabile che a breve uscirà proprio il mezzo su cui si trova Filippo Turetta. Incontrerà il suo legale, lo ricordiamo, Giovanni Caruso, che affianca il legale che era stato assegnato a Turetta d'ufficio, ovvero Emanuele Compagno, e che ha detto di volergli appunto parlare, ovviamente di volerlo giustamente incontrare prima poi di qualsiasi altra comunicazione. Una volta lette le 8 pagine dell'ordinanza e poi chiuso anche questo colloquio col suo cliente, ecco che decideranno che cosa fare, dunque se raccontare la verità oppure avvalersi della facoltà di non rispondere e chiedere eventualmente un interrogatorio più avanti. Comunque non si parla di interrogatorio ovviamente prima di lunedì, al più tardi martedì, questo lo sapremo solamente nelle prossime ore. Allora noi rimaniamo collegati qui in attesa e vi informeremo qualora dovesse passare il mezzo con Filippo Turetta a bordo, che poi lo scorterà direttamente nel carcere di Verona. Grazie a Ilaria Marchiori, grazie a Sandro Ponchio per queste immagini. Avete visto l'aereo che ha riportato in Italia Filippo Turetta atterrare all'aeroporto Marco Polo di Venezia. Tra poco Turetta sarà trasferito quindi al carcere di Verona. Oggi ha parlato anche Nicodemo Gentile, che è il legale di Elena, la sorella di Giulia Cecchettin. Ha annunciato che lavorerà come legale affinché la procura prima, i giudici
giudici poi riconoscano a carico di Filippo Turetta l'aggravante del motivo abietto, un'altra aggravante assieme a quella della premeditazione e della crudeltà che potrebbero essere contestate a Turetta. Il legale ha detto nessuna gelosia da parte di Turetta ma spirito punitivo. Turpe è la causale dell'omicidio e spregevole tutta la condotta complessiva, ha proseguito l'avvocato. La laurea di Giulia ha costituito il punto di rottura, di non ritorno. Questo traguardo della ragazza avrebbe reso Filippo sempre più piccolo e comportato il definitivo distacco della giovane, pronta a voltare pagina anche nel mondo delle sue relazioni. Filippo Turetta, ha concluso l'avvocato Nicodemo Gentile, è un uomo senza empatia che ha lucidamente eliminato la sua ex per punirla da quello che lui ha considerato un atto di insubordinazione subito, poiché ormai la nostra Giulia non rispondeva più alle sue aspettative. Questo è il comunicato durissimo che è stato diramato poco fa dal legale di Elena, la sorella di Giulia Cecchettin. Dicevamo che le manifestazioni di cordoglio e di sensibilizzazione, oggi è anche la giornata, abbiamo detto, internazionale contro la violenza sulle donne, sono in tutto il Veneto. Una si è svolta naturalmente, anzi più di una si è svolta anche a Venezia. Un flash mob per Giulia è quanto hanno messo insieme questa mattina, in modo spontaneo, semplice e toccante, a Venezia circa 400 ragazze e ragazzi insieme, studenti dell'Istituto Tecnico Vendramin Cornelli in centro storico con i loro insegnanti. Tutte le classi, accompagnate dal personale didattico, sono uscite dalla scuola a metà mattina in silenzio con striscioni e cartelli. I partecipanti, tenendosi per mano, hanno formato una grande catena umana, prima lungo le rive davanti alla scuola e poi salendo via via fino sul ponte delle Ruglie. Dopo il simbolico minuto di silenzio è seguito un momento altrettanto intenso di rumore, così come era stato chiesto, per dire no ad ogni forma di violenza di genere. L'azione spontanea, partita dagli studenti del Cornell, facente parte del polo tecnologico veneziano, ha coinvolto poi anche classi diverse di altre scuole, a partire dal vicino Algarotti, ma anche residenti e turisti. Un'azione dimostrativa in un luogo tra i più caratteristici della città, che si è conclusa con un dibattito a scuola fino a mezzogiorno per ascoltare le voci dei ragazzi che si stanno confrontando su un tema così importante in un momento difficile da affrontare. La parola agli insegnanti. Abbiamo deciso di manifestare oggi facendo un minuto di rumore in risposta al minuto di silenzio che ci è stato chiesto. In questa scuola educhiamo i ragazzi a parlare, a confrontarsi e a discutere per affrontare i problemi. La responsabile di sede ricorda. I ragazzi si incontrano, discutono sulla violenza di genere, cominciano delle assemblee in cui si scambiano idee e manifestano insieme per Giulia Cecchettin e non solo. Per Giulia Cecchettin e non solo, questa tristissima e drammatica vicenda ha contribuito nella maniera per l'appunto più drammatica possibile a aumentare la consapevolezza di un problema estremamente grave che in Italia ha già superato le 100 vittime solamente quest'anno. Noi abbiamo chiesto appunto che cosa pensano, che consapevolezza abbiano i cittadini di Bassano del Grappa. Sentiamo. Lei come donna si sente protetta in questa società? No, come faccio? Se mi sento protetta, se pensassi no. Mi sento protetta perché dico fino adesso mi è andata bene, alla mia età è difficile che subisca, però se fossi una ragazza non mi sentirei affatto protetta. Penso che dobbiamo proteggerci anche molto noi, perché dagli altri non ci si può aspettare. Lei come donna si sente sicura in questa società? No, assolutamente. Continuo a ripetere tutto quello che sento in televisione, cioè non ci fidiamo più di niente, neanche di uscire la sera, perché purtroppo non sapeva mai chi trovare. Educare alle relazioni in questi giorni sta facendo discutere il piano presentato al governo dal ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, un progetto per migliorare l'educazione affettiva e alle relazioni nelle scuole, con l'obiettivo di contrastare la violenza degli uomini nei confronti delle donne, partendo dalla formazione e cultura.
Delegare tutto alla scuola mi sembra veramente impossibile, perché i ragazzi vivono in famiglia, fuori, e devono imparare a vivere dall'educazione sentimentale da altre parti. È molto importante anche il supporto da enti esterni, tipo la scuola è importantissima, i professori dovrebbero essere anche degli psicologi, perché il ragazzo ha una mente, un mondo infinito con delle problematiche che tante volte non riesci neanche a percepire. Io sono stata insegnante per 42 anni e abbiamo fatto educazione sessuale ai bambini e bisognerebbe essere costanti nel tempo. Non si può insegnare un anno perché c'è questa storia nuova e dopo abbandonare e dare un po' di troppa libertà ai familiari e ai bambini. Bisognerebbe essere costanti nell'insegnare, nell'educare, e forse si ottiene qualcosa. Queste dunque le voci da Bassano del Grappa raccolte da Sharon Di Carlo, ma la lotta alla violenza di genere è una priorità ovunque, anche nella Marca trevigiana. Adesso sentiremo come si è espresso il procuratore Marco Martani a Santa Caterina per un'iniziativa organizzata dagli avvocati e dal Comune di Treviso. Occorre sempre denunciare, aver fiducia nelle forze di polizia, nella magistratura, nelle istituzioni. Ripete più volte la parola fiducia il prefetto di Treviso Sidoti nel corso dell'iniziativa congiunta contro la violenza di genere promossa da Comune e Ordine degli Avvocati a Santa Caterina, dove la vicenda di Giulia Cecchettin addolora e interroga. Ma in questo caso stiamo assistendo a direi, tra virgolette, un moto popolare di ripulsa verso avvenimenti di questa natura, verso comportamenti, atteggiamenti, aggressioni che è unico. Una partecipazione mai vista, non solo emotiva. La nuova legge sulla violenza contro le donne, approvata pochi giorni fa in Senato, introduce tempi più celeri per indagini, misure cautelari, processi, con effetti che saranno immediati anche per la giustizia trevigiana. Questi tempi sono 30 giorni per quanto riguarda il tempo che ha il pubblico ministero per chiedere la misura cautelare e 20 giorni il tempo che si può prendere il GIP per rispondere alla richiesta di misura cautelare del pubblico ministero. Non solo, nell'ordinamento, spiega sempre Martani, viene introdotta la flagranza differita, tutt'altro che un dettaglio. La possibilità per la polizia giudiziaria di fare l'arresto fuori dalla flagranza entro 48 ore. Maggiore tempestività di intervento significa però maggiori sforzi in tempi di risorse limitate, ma su questo il procuratore traccia una linea netta. Queste qui sono delle priorità, riusciamo a trattarla, ecco. Insomma, il problema è far fronte a reati minori, ecco quello. La legislazione c'è, è presente, ma non è esaustiva. Occorre infatti che siano poste in essere azioni di prevenzione, investire sulla cultura del rispetto. Repressione e cultura contro quella che resta una piaga, lo dicono i numeri solo della pronta accoglienza a Treviso. 27 le donne accolte nel 2022 con 25 minori, 32 nei primi 10 mesi del 2023, 32 anche i minori. Questo, diciamo, da una parte ci conforta perché allora vuol dire che stiamo realmente aiutando le donne a uscire dalle situazioni di violenza e dall'altro sicuramente ci chiama in campo tutti a mettere più risorse all'interno di questa progettualità. Tra poco vedremo anche come il 25 novembre, cioè la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, viene celebrata a Belluno. Vi ricordo però che la notizia di questa mattina è il ritorno di Filippo Turetta in Italia. Filippo Turetta, lo vedete da queste immagini che ci arrivano in diretta dall'aeroporto Marco Polo di Tessera, è atterrato poco fa proveniente da Francoforte. In questo momento si trova negli uffici della Polizia di Frontiera per la notifica dell'ordinanza cautelare, dopodiché sarà scortato dai carabinieri al carcere di Verona. Quello che state vedendo in questo momento sono le immagini registrate poco fa dell'atterraggio dell'aereo proveniente dall'aeroporto di Francoforte, che ha riportato Filippo Turetta in Italia a 2 settimane esatte dall'assassinio di Giulia Cecchettin. E allora adesso andiamo a Belluno per parlare sempre di violenza di genere, di come combatterla.
Un messaggio per il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Un messaggio perché seguano altri 364 giorni vissuti con la medesima attenzione. 4P appunto sono prevenzione, perseguimento, protezione e politiche integrate. Io credo che se questi 4 concetti fondamentali vengono applicati dalle istituzioni, da chi ha possibilità di fare, quindi i vari soggetti, forze dell'ordine, ma anche sanitari, eccetera, possiamo fare qualcosa per le donne. Dalla collaborazione tra amministrazione comunale e Sor Optimist nasce un percorso che sarà fatto di incontri, spot, informazione diffusa, raccolti in progetti quali Read Science e Emozioniamoci. Abbiamo deciso di portare oltre rispetto a quello che abbiamo già fatto assieme al Sor Optimist questa iniziativa. Noi il Comune lo farà da cassa di risonanza. L'iniziativa del Sor Optimist è un'iniziativa molto completa e ha puntato l'attenzione su un aspetto fondamentale, che è quello di dare istruzioni per l'uso, di segnalare quei comportamenti, quegli atteggiamenti che possono essere segnale di una relazione tossica. L'importante sarà che quello che verrà detto il 25 novembre non si esaurisca il giorno dopo. La giornata del 25 novembre è una giornata internazionale, poi noi speriamo che sia compresa e duri per tutto l'anno, ovviamente. E abbiamo detto che le vittime di femminicidio in Italia sono oltre 100, solamente quest'anno a Roncade un'installazione le ricorda tutte. Il nostro non sarà un momento di silenzio. Nessun silenzio farà rumore il comune di Roncade in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, e lo farà con un'installazione commemorativa nella piazza del municipio. Una panchina rossa, una cassetta, una rosa bianca, ma soprattutto esposti i ritratti delle donne uccise da gennaio 2023 fino ad oggi. È un momento di riflessione che poniamo tutta la comunità, dalle persone più giovani alle persone più adulte. In questa installazione troviamo le foto di 101 persone, 101 donne uccise solo nel 2023. Come vedete siamo andati oltre la panchina, perché purtroppo la povera Giulia non è stata l'ultima come tutti avremmo voluto. Tra le vittime sono 7 le donne venete ricordate in questa installazione, da Margherita Ceschin, da Nica Panfile fino a Manuela Bittante e poi Giulia Cecchettin. Abbiamo voluto mettere i volti di queste donne che hanno storie, sono tutte storie al femminile, diversissime fra loro, però accomunate purtroppo dal medesimo epilogo. Un percorso tra i volti e le storie delle donne vittime di violenza di questo 2023 che terminerà con una vera e propria riflessione per tutta la comunità. Al termine del percorso ciascuno potrà lasciare un proprio pensiero, e al termine di queste settimane in cui l'installazione rimarrà qui in piazza del municipio abbiamo deciso che raccoglieremo i pensieri dei cittadini che vorranno condividere con noi ciò che sentono dentro, e proporremo un percorso durante un incontro pubblico con degli esperti per partire da quello che è il sentire della cittadinanza e arrivare poi alle concrete azioni che possiamo mettere in campo come comunità locale. Vi ricordo che siamo in collegamento in diretta con l'aeroporto internazionale Marco Polo di Tessera. Vedete in queste immagini che ci arrivano in diretta, girate da Sandro Ponchio, lo ricordiamo, l'aereo che trasportava in Italia, che riportava in Italia Filippo Turetta, il giovane accusato dell'omicidio di Giulia Cecchettin, è atterrato da Francoforte oramai una quarantina di minuti fa. Il giovane in questo momento si trova all'interno degli uffici della Polizia di Frontiera, dove gli sta venendo notificata l'ordinanza cautelare. Presto partirà da Venezia per essere scortato dai carabinieri al carcere di Verona. Torneremo naturalmente a collegarci a parlare di questa vicenda, andremo anche a Torreglia, che è il paese di cui è originario Filippo Turetta, però adesso apriamo la pagina della politica. Ieri alla Fiera di Verona c'era la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha incontrato il Presidente della Regione Luca Zaia per la firma dell'accordo per la coesione col Veneto. Vediamo. Il governo italiano firma il Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni. Per la Regione del Veneto firma il Presidente
Job Orienta, il salone dell'orientamento e della formazione ad ospitare la sottoscrizione tra Governo e Regione Veneto dell'accordo per lo sviluppo e la coesione che interviene sull'utilizzo dei fondi europei per eliminare i divari tra territori e che la riforma dell'esecutivo ha reso pienamente spendibili. Noi stanziamo in tema di sviluppo e coesione 470 milioni di euro. Questi 470 milioni di euro si concentrano su due grandi priorità. Le due grandi priorità sono le infrastrutture, particolarmente viarie, la messa in sicurezza del territorio, quindi diciamo il tema ambientale, con particolare riferimento al tema della risorsa idrica. Ci sono circa 80 interventi che vengono finanziati. A questi si aggiungono ulteriori risorse che arrivano da altre voci di bilancio, che serviranno per il diritto allo studio, nello specifico per la residenza degli universitari, per interventi di riqualificazione urbana, degli impianti sportivi e delle strutture di riabilitazione. Per i Veneti significa 607 milioni e 600 mila euro, magari faremo arrotondare poi, e manca l'opportunità di fissare e mettere a terra un sacco di opere sul fronte ambientale, infrastrutturale, digitale, sociale, culturale, quindi direi veramente una bella operazione. La Premier Meloni si è poi intrattenuta tra i padiglioni del salone salutando gli studenti presenti e ricevendo 2 omaggi dalle studentesse della Scuola della Pelle di Chiampo, uno per sua figlia Ginevra e uno per lei, una borsa tricolore a tracolla. E mentre la Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni si trovava a Verona, nelle stesse ore il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella era a Venezia. È 12:30 quando, come da programma, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella arriva in piazza San Marco per il primo appuntamento della sua visita lampo a Venezia. Accanto al Capo dello Stato, la Vicepresidente della Regione Elisa De Berti, il Presidente Zaia è impegnato a Verona con la Premier Meloni, il Sindaco Luigi Brugnaro e il Prefetto Michele Di Bari. Ad attenderlo, di fronte alle procuratie vecchie, i vertici delle Generali per una visita privata alla casa di The Human Safety Net. Le procuratie vecchie sono state oggetto di un recente restauro che ha permesso di aprirle al pubblico. Circa mezz'ora dopo, il Presidente attraversa la piazza verso il bacino di San Marco. Dopo una breve sosta davanti al nuovo sistema di barriere di vetro antiacqua alta alla Basilica, Mattarella ha raggiunto la prefettura. Quindi il Teatro La Fenice per la prima di Le Conte d'Hoffmann di Jacques Offenbach. Mattarella ha espresso l'emozione e il piacere di trovarsi a Venezia, ha raccontato poi il sindaco Luigi Brugnaro, ma la visita in piazza San Marco è stata anche un'occasione per sottolineare le esigenze di manutenzione di una città per la quale è vitale il rifinanziamento della legge speciale. Noi abbiamo avuto adesso come comune i tagli 200 milioni. Sono tornati indietro sui tagli del 2023, speriamo tornino indietro sui tagli del 2024 anche, però per adesso ci sono ancora. Io non sono d'accordo su certe questioni che adesso sono in finanziaria, di sconti che poi sono pochi per recuperare da altre parti, io non sono d'accordo, cioè nel senso che secondo me bisognerebbe investire sulla crescita. Io andrei a dare una mano alle imprese, quelle che funzionano, non quelle che devono fallire. Tipo all'Italia abbiamo continuato a buttare miliardi su quella roba là. Ci fermiamo per un istante, ci rivediamo tra pochissimo. Nuovamente in diretta con Focus TG, vi ricordo che oramai circa un'ora fa Filippo Turetta è atterrato all'aeroporto Marco Polo di Venezia a bordo di un aereo proveniente da Francoforte, esattamente 2 settimane dopo l'omicidio di Giulia Cecchettin. Turetta si trova in questo momento negli uffici della Polizia di Frontiera, tra poco dovrebbe lasciare lo scalo veneziano per essere scortato dai carabinieri nel carcere di Verona. Turetta, ci dicono, si è presentato con una tuta scura, un giubbotto e barba incolta. In questo momento si trova ancora all'interno degli uffici della Polizia di Frontiera dell'aeroporto Marco Polo. Continuiamo a parlare di cronaca, adesso ci colleghiamo con Mestre, una città che si trova sempre, purtroppo spesso anzi, al centro di proteste anche da parte o di prese di posizione da parte dei cittadini per difendersi dalla criminalità, e c'è anche chi non esclude di mettere il filo spinato al di fuori della propria abitazione, ma ci racconta tutto Anna Maria Parisi, che è in diretta per noi assieme a Francesca Pezzo. Buongiorno Anna Maria.
Attention barbed wire, attenzione pericolo filo spinato, sorveglianza armata. Questi cartelli con il filo spinato che hanno dato il buongiorno, si fa per dire, all'area di via Agozzi, in particolare qui al Civico 31, dove appunto residenti e comunque commercianti hanno deciso, ma in questo caso residenti, di porre quest'area assediata dal filo spinato contro sbandati tossici e contro il degrado. Cosa succedeva? Succedeva che attraversando questo cancello, che come vediamo è piuttosto basso, basta appoggiare un piede da una parte e un piede dall'altra ed ecco che vai dalla parte opposta, la notte qui diventava dimora di chi voleva trovare un riparo per potersi fare una dose di droga, e poi qui si fermavano, dormivano portando anche come dire, materassi di riparo, e insomma questa era diventata una zona dove nemmeno i residenti erano liberi di transitare e arrivare nei loro garage sotterranei, tra l'altro uno dei quali anche in vendita. Stanchi di subire tutto questo, riunitisi in assemblea di condominio, hanno deciso per il filo spinato. Filo spinato che, facendo un giro per Mestre con Francesca Pezzo, abbiamo verificato che ce ne siano diversi per Mestre, e abbiamo scoperto che ce n'è uno che precede questo del 31, qui in via Gozzi, sempre in via Gozzi, al Civico 4, sempre a recinzione di un garage. È l'ultimo dei provvedimenti che i residenti hanno preso proprio per cercare di difendersi loro malgrado dal quanto sta accadendo in città contro questa microcriminalità e delinquenza. Ricordiamo che i primi a munirsi di un recinto contro gli sbandati sono stati proprio i frati di via Cappuccina, in via Cappuccina, che hanno circondato la chiesa di un cancello. Cancelli che poi dai frati cappuccini sono spuntati anche in altre vie della città, e quindi il filo spinato. In via Gozzi l'ultimo, questo alle nostre spalle, in precedenza nella centralissima via Carducci, quindi in via Dante, e così discorrendo. Una città sempre più sotto assedio della microcriminalità e degli sbandati, cui i residenti cercano di porre rimedio come possono. Filippo. Maria Parisi, grazie a Francesca Pezzo. Naturalmente approfondiremo come sempre queste novità che ci arrivano dai nostri collegamenti. Adesso però ci spostiamo a Vicenza per parlare sempre di microcriminalità e la rapina subita da una coppia di giovani che si trovava seduta su una panchina. Aveva minacciato con una bottiglia di vetro rotta una coppia seduta su una panchina per rapinarla di 2 costosi smartphone per poi dileguarsi al buio. Un cittadino nigeriano di 31 anni in regola con il permesso di soggiorno è stato individuato e denunciato dagli agenti della Questura di Vicenza per rapina aggravata. I fatti risalgono alla serata di giovedì, quando la coppia, lei di nazionalità serba, lui italiana, era seduta a chiacchierare su una panchina di via Albinoni. Una volta consegnati i cellulari, i due hanno immediatamente lanciato l'allarme. La squadra volanti intervenuta si era subito messa sulle tracce del rapinatore, che grazie all'identikit fornito dai rapinati lo hanno individuato dopo una notte di ricerca a Campo Marzo, mentre tentava di vendere la refurtiva. L'uomo, già noto alla polizia per piccoli precedenti, è stato condotto in questura, dove oltre alla denuncia è stato revocato il permesso di soggiorno con emissione di un foglio di via dal comune di Vicenza per 3 anni. A distanza di circa un mese dal tragico ritrovamento del corpo senza vita di Giovanna Toffolo nel suo appartamento al Lido di Venezia, non si chiarisce ancora il giallo sulla sua morte. L'appartamento dallo scorso 28 ottobre è ancora sotto sequestro e non sono stati ancora celebrati i funerali.
Non accenna ancora purtroppo a risolversi il giallo della morte di Giovanna Tofolo. È passato circa un mese dal 28 ottobre scorso, giorno in cui è stato rinvenuto il corpo senza vita dell'anziana di 83 anni, trovata morta da giorni nel suo appartamento in lungomare Marconi al condominio Sorriso del Lido di Venezia. La scoperta solo dopo le segnalazioni dei vicini e della polizia locale del Lido, con l'intervento anche dell'amministratore condominiale. Erano stati proprio i condomini, preoccupati dal fortissimo odore che proveniva dall'appartamento al pian terreno, a dare l'allarme. Dopo un mese non si è ancora così potuto dare l'addio a Giovanna Tofolo. Lo ha confermato l'avvocato Giorgio Pietramara, legale del figlio della signora, Giorgio Fornaro, che compare nell'inchiesta come parte offesa nel fascicolo aperto dalla procura contro ignoti. Il pubblico ministero, Anna Andreatta, che sta seguendo il caso, ha chiesto però un supplemento di indagini. Per questo l'appartamento è ancora sotto sequestro e Giorgio Fornaro ospite da amici. Le prime indicazioni dell'autopsia avevano parlato di decesso avvenuto molto probabilmente per cause naturali, ma il giallo evidentemente non è ancora del tutto chiarito. Il medico legale ha chiesto 60 giorni di tempo per depositare la relazione completa sull'esito dell'autopsia e il mistero intanto si infittisce. Allora parliamo dell'attività di controllo da parte dei carabinieri, della sicurezza nei cantieri edili, nel caso specifico a Malo, in provincia di Vicenza. Malo, ammende per quasi 8.000 euro e sanzioni amministrative per oltre 3.000. È quanto è stato inflitto dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Vicenza a conclusione di un controllo in un cantiere edile. I militari impegnati nella verifica del rispetto della normativa sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro hanno accertato una serie di gravi inadempienze che hanno portato alla denuncia dell'amministratore unico della società e del coordinatore per la sicurezza, con contestuale sospensione dell'attività imprenditoriale. Nel controllo veniva sanzionata anche l'impresa committente per omessa trasmissione del piano di sicurezza. Ed ora andiamo al carcere Santa Bona di Treviso, perché si è concluso il corso sulla sicurezza rivolto ai lavoratori detenuti, un'iniziativa nata dall'Ordine degli Ingegneri della provincia di Treviso con il supporto di Ascom Confcommercio. Bene, grazie. Un attestato di partecipazione che aiuta a guardare lontano, soprattutto oltre le sbarre del carcere. Si è concluso il corso sulla sicurezza per lavoratori ad alto rischio rivolto ai detenuti della casa circondariale di via Santa Bona, un progetto nato su iniziativa dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Treviso con il supporto di Ascom, che ha visto la partecipazione di 14 detenuti, tra cui anche imprenditori e liberi professionisti, presto pronti a rincominciare un nuovo capitolo. Il carcere non è soltanto luogo di espiazione, ma è anche un luogo dove si svolgono delle attività formative e dove si cerca di dare delle nozioni che siano utili ai detenuti per il reinserimento esterno al mondo del lavoro. Un attestato di partecipazione certificato da Ascom che darà la possibilità ai detenuti di entrare più facilmente nel mondo del lavoro una volta usciti dal carcere. È la prima volta che partecipiamo ad un progetto che ha questo valore sociale per la città e ci auguriamo che i soggetti che hanno partecipato a questo percorso possano continuare con noi altri percorsi formativi, sempre con il supporto dell'Ordine degli Ingegneri, ma soprattutto che possano avere in mano uno strumento, grazie al nostro supporto, di ingresso nel mondo del lavoro. Un corso sulla sicurezza che ha visto salire in cattedra gli ingegneri della Marca. Il corso si è svolto in 16 ore, è stato tenuto da 6 professionisti che si occupano specificatamente di formazione, 6 professionisti ingegneri che hanno reso disponibile a titolo gratuito la loro docenza. Un attestato, un vero e proprio passepartout in vari settori lavorativi, dal mondo edile al commercio fino alle imprese, e da gennaio spazio a nuovi corsi e nuove opportunità. È programmato per il mese di dicembre il corso di prevenzione incendi livello medio, quindi L2, con le prove di spegnimento. Permette di dare gli attestati di addetto prevenzione incendi.
Allora, torniamo su quella che è la notizia del giorno, il rientro in Italia da arrestato, accusato dell'omicidio della sua ex fidanzata Giulia Cecchettin di Filippo Turetta. Le immagini che state vedendo giungono in diretta dall'aeroporto Marco Polo di Venezia, dove circa un'ora fa è atterrato il volo proveniente da Francoforte che ha riportato Filippo Turetta in Italia a 2 settimane esatte dall'assassinio dell'ex fidanzata. In questo momento il giovane si trova ancora negli uffici della polizia di frontiera, presto lascerà comunque Venezia per essere scortato dai carabinieri al carcere di Verona. E ora noi ci colleghiamo con quello che è il paese di cui è originario Filippo Turetta, Torreglia, dove si trova per noi Federico Fusetti. Buongiorno Federico. Buongiorno Filippo, buongiorno ai telespettatori. Sì, siamo nel comune dove risiede la famiglia di Filippo Turetta, Torreglia, e dove questa sera ci sarà una fiaccolata ovviamente in memoria di Giulia, proprio nel giorno tra l'altro che convenzionalmente è stato scelto come giornata contro la violenza sulle donne. Qui ci sono i preparativi per questa fiaccolata di stasera, anche se il sindaco doveva essere con noi ma è impegnato fuori comune proprio per gli ultimi dettagli. Il parroco preferisce non parlare, quindi l'impressione è che comunque ci sia un po' di voglia da parte della comunità di Torreglia di non vedere più i riflettori puntati su di loro, però in realtà insomma quella di stasera sarà davvero una fiaccolata e quindi un appuntamento importante con tanta partecipazione. Arriveranno sicuramente anche sindaci da altri comuni confinanti e ci sarà, immaginiamo, un po' tutto il paese che parteciperà a questa fiaccolata. Noi siamo davanti alla panchina rossa che ricorda Giulia, ma anche tutte le altre donne vittime di violenza, e proprio davanti a questa panchina questa sera ci sarà una sosta, quindi il corteo si fermerà, la fiaccolata si fermerà proprio per un minuto di raccoglimento e dopo ci sarà un percorso attorno al centro, le strade saranno chiuse. Ecco, Cristian Roccaiende vi sta mostrando la panchina, mentre dietro a noi il traffico scorre, ma come ripeto poi verrà bloccato invece per questa fiaccolata che inizierà alle 19, quindi la partenza sarà a quell'ora. Ci sarà, dicevo, un tragitto che percorrerà il centro di Torreglia e poi alla fine i saluti istituzionali. Non sappiamo ancora se la famiglia di Giulia e quella di Filippo parteciperanno, pare di no, però ovviamente tutto verrà poi confermato all'ultimo momento. E intanto ci sono state molte manifestazioni, molte iniziative legate a questa giornata in tutte le città del Veneto. Noi stamattina abbiamo seguito quello che è accaduto a Padova, dove c'erano i pensionati della CGIL che distribuivano volantini diciamo perché gli uomini siano diversi nei confronti delle donne. C'è un'altra manifestazione che è in programma alle 14:30 al Portello da parte di Coalizione Civica, e noi abbiamo seguito un corteo di studenti che erano veramente numerosi, circa 2000 ragazzi che hanno sfilato per le vie del centro, con un momento anche di diciamo polemica nei confronti del prefetto, quindi una sosta in prefettura con un lancio di mele marce contro, diciamo, in direzione della prefettura, appunto in polemica con il prefetto di Padova. Insomma, vediamo insieme questo corteo, quello che abbiamo raccolto con Cristian Roccaiende, poi la linea torna a te, Filippo. Quasi 2000 ragazzi, studenti, la rete degli studenti medi, ma poi molte altre associazioni che si sono unite e che stanno sfilando lungo il centro. Sono partiti dalla stazione, arriveranno al Portello con una sosta qui davanti alla prefettura, perché c'è polemica da parte di questi ragazzi con il prefetto che è stato accusato di avere minimizzato in un certo senso i numeri legati ai femminicidi, e molti padovani che si fermano, incuriositi anche da questa manifestazione che, dicevo, insomma, è piuttosto numerosa. Proviamo anche a sentire qualche ragazza che cosa dice. Giornata importante, siete in tanti? Sì, siamo tantissimi, siamo un sacco. Arrabbiate? Sì, ormai era ora di protestare.
un messaggio anche ai padovani, un messaggio ai padovani anche da questa manifestazione. Siamo il grido dell'animo e feroce di tutte quelle donne che più non hanno voce. Siamo il grido altissimo e feroce. Cosa volete dire ai padovani? Cosa volete dire ai padovani? Siamo il grido. Le donne abbiamo una voce, dobbiamo essere ascoltate. Ecco, avete sentito, e poi da capire effettivamente anche come evolverà la giornata, perché ci sono altre manifestazioni, c'è coalizione civica con un presidio al portello, ci sono i pensionati della CGIL che lo fanno invece nelle piazze, poi tanti negozi e tanti esercenti che a Padova hanno deciso di esporre qualcosa di rosso fuori dalle vetrine. Insomma, una giornata con tantissime iniziative. Questo dunque quanto raccolto questa mattina da Federico Fusetti e Cristian Roque Allende in centro a Padova. Noi ci fermiamo per un istante, ci rivediamo tra poco. Nuovamente in diretta con Focus TG, adesso andiamo a Valdobbiadene perché i cambiamenti climatici si fanno sentire e provocano danni che sono sempre maggiori, ma ci racconta tutto in diretta Lucio Zanato. A te la linea, Lucio. Buongiorno Filippo, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Ci troviamo a Mosnigo di Moriago, praticamente nella zona delle colline UNESCO, nel cuore del Conegliano Valdobbiadene, nel Prosecco Superiore di OCG, per parlare di che cosa? Per parlare del futuro di questo territorio anche a fronte dei cambiamenti climatici. Vi ho chiesto la linea e intanto il nostro Francesco Ceroni in regia vi sta facendo vedere delle immagini che riguardano la grandinata capitata proprio qua il 24 luglio del 2023, cioè di quest'anno. Danni ingentissimi e qui sono tornati gli agricoltori oggi a scuola perché la formazione è importante. Sono con Valerio Nadal, presidente di Condifesa TVB, che ha organizzato questa giornata di educational, come si dice adesso, cioè di scuola per questi viticoltori perché possono affrontare i cambiamenti climatici. È certo che un cambiamento climatico, un'avversità climatica, una grandinata che comunque ti crea dei danni, non solo la mancata produttività, ma di danni fisici proprio alla pianta. La pianta viene danneggiata nella sua struttura e la pianta deve essere salvaguardata per l'anno futuro, perché dobbiamo produrre anche l'anno futuro. Su questo tante volte magari consigliati anche da persone che per scopi anche alternativi, perché sono dei venditori o quanto altro, cercano comunque di spingere l'agricoltore nel fare anche dei trattamenti che magari non sono necessari alla pianta stessa. Allora noi su questo abbiamo cercato di fare chiarezza con ringrazio anche la cantina comunque di Valdobbiadene che ci ha ospitato proprio in questo cuore del Prosecco per cercare insieme di dare delle soluzioni, dei consigli, in modo tale che l'agricoltore quando si trova in queste difficoltà chiaramente ti dice lascio perdere tutto, perché quando che vede comunque la pianta danneggiata, uva non ce n'è più, l'unica cosa che pensa nell'immediato è lascio perdere tutto, ma non è così. Noi dobbiamo intervenire, dobbiamo salvaguardare la pianta e dobbiamo cercare comunque di fare in modo che quel poco prodotto che rimane sulla pianta rimanga in modo tale che si possa portarlo a casa a settembre. Ecco, quindi bisogna portare a scuola i viticoltori, ma bisogna anche spiegargli come stanno cambiando le cose. Ad esempio, lei oggi ha dato un dato importante, che quest'anno voi come Condifesa liquiderete 130 milioni di euro di indennizi, ma soprattutto rispetto all'anno scorso sono tre volte tanto, perché era 48 milioni di euro l'anno scorso e comunque sono sempre cifre importanti. Vuol dire che questo cambiamento climatico, se non ci sono gli indennizi, la gente non produce più neanche prosecco qua. No, io, calma, non direi proprio non produce più neanche prosecco, perché comunque 130 milioni di euro non è poco, Sì, è vero, il territorio è anche vasto, io mi riferisco ai 130 milioni a livello tutta la provincia di Treviso, che realmente ha creato danni qua nella zona di OCG e ha creato danni anche nella zona del DOC. Chiaramente i 130 milioni sono distribuiti all'interno comunque di un'area vasta. È anche chiaro che comunque i danni sono ingenti in determinate aree, ben localizzati, ma dove sono venuti sono tanti. 130 milioni sono tanti
e noi su questo ci teniamo, perché comunque i 130 milioni permettono a queste aziende che hanno investito, stanno investendo sulle aziende, sull'agricoltura, perlomeno a fine anno di avere un reddito certo, e questa qua è la cosa più importante. Dobbiamo mettere in sicurezza le aziende. C'è una grossa collaborazione, devo dire, anche con questa area, perché cercare comunque di difendere il prodotto non soltanto dal punto di vista economico, ma anche tramite la difesa attiva. C'è attenzione, non sono belle da vedere, e anche con le reti antigrandine, che è un sistema di protezione che comunque ci permette anche di dare una possibilità non tanto economica ma anche sul prodotto stesso, e questo è importante. Ecco, lei parla di reti antigrandine, poi c'era una rete che era quella delle contribuzioni dello Stato, che dà un sostegno a chi poi investe ad esempio nelle polizze assicurative, e adesso questo governo pare che abbia tagliato questo sostegno. Ma io questo dico, siamo preoccupati, ma nello stesso tempo siamo impegnati. Noi auspichiamo perché è da 50 anni che esiste il consorzio e da 50 anni che esiste questo contributo. Questo contributo ha permesso al mondo agricolo di fare in modo che con dei costi che rientrano comunque nei costi di produzione, di mettere in sicurezza le aziende. È chiaro che se noi aumentiamo i costi per quanto riguarda il servizio della difesa passiva, non so se tutti gli agricoltori si assicureranno, forse si assicureranno solamente quelli che riceveranno il danno. Allora questo non significa distribuire la rischiosità, ma concentrarla, ed è un danno per tutti questo. Io spero comunque, e so che le associazioni di categoria, ma in primis la nostra associazione nazionale Asnocodi, è impegnata per fare in modo innanzitutto di portare a casa quel pregresso del 2022-2023, dove gli agricoltori si sono assicurati in funzione di un contributo certo che arrivava fino al 70%, ed è una cosa vergognosa, dico vergognosa, se dovessero ridurlo, perché gli agricoltori andremo a chiedere qualcosa in più dove comunque non rientrava nel suo sistema di economia interna dell'azienda, non rientrava nella loro promessa, e questo è ingiusto. Ma in un momento in cui si punta molto all'agricoltura in tutta Italia, questo movimento del Ministero è in controtendenza. Ma io sono convinto che il Ministero prenderà dei provvedimenti a tal proposito e cercherà comunque di rimpinguare e riportare dal 40 al 70%, perché noi stiamo intervenendo con la rappresentanza politica locale, mi riferisco al nostro assessore, al nostro governatore, ma anche dei politici a livello nazionale che si trovano nel territorio, che conoscono il territorio, conoscono le esigenze del territorio. Sarebbe un grossissimo danno per l'agricoltura, anche perché sappiate che noi quest'anno abbiamo già pagato le compagnie di assicurazioni per 64 milioni di euro. Indennizziamo. Grazie Lucio, io devo interrompere purtroppo il tuo ospite perché siamo in chiusura di trasmissione, per cui dobbiamo nuovamente collegarci. Mi senti Lucio? E lo Stato. Mi sembra di no a questo punto, scusate, ma purtroppo siamo veramente in chiusura. Vi rifacciamo vedere le immagini che ci arrivano in diretta da Venezia, dall'aeroporto Marco Polo, dove poco più di un'ora fa è atterrato Filippo Turetta con un volo proveniente da Francoforte, e abbiamo ancora il tempo anche di farvi vedere la fiaccolata che invece si è svolta ieri sera, sempre per Giulia Cecchettin, che si è svolta a Bassano del Grappa. Ecco le immagini. Più di 1000 persone in un corteo compatto hanno sfilato in un rumoroso silenzio per le vie di Bassano. Partendo dalla panchina rossa in Viale delle Fosse, simbolo della lotta alla violenza contro le donne, hanno raggiunto Viale dei Martiri per riunirsi nel piazzale del Castello. Donne, uomini, ragazze, ragazzi, famiglie, bambine, bambini, una comunità intera, unita più che mai per ricordare la giovane Giulia Cecchettin, ennesima vittima di femminicidio, ma anche Giulia Rigon, uccisa nel dicembre 2021 in via Capitelvecchio a Bassano dal compagno, e Dorina Alla di Pove del Grappa, massacrata dal marito nella loro abitazione davanti ai 2 figlioletti. Vite spezzate da uomini violenti, incapaci di amare.
amare davvero. In testa al corteo la sindaca Elena Pavan e poi il Consiglio Comunale, maggioranza, opposizione compatti, uniti da un unico colore, il rosso, simbolo della lotta al contrasto di una violenza che è diventata insostenibile. Mi aspettavo un'affluenza importante perché sono giorni particolari, oltre a essere una crescente la sensibilità nei confronti della violenza sulle donne al fine di eliminarla. Sono anche giorni dove tutti siamo stati col fiato sospeso e molto coinvolti dalla vicenda di Giulia, quindi sì, mi aspettavo che ci sarebbe stata tanta gente. Penso che oltre al rispetto della donna, dell'altra persona, occorra anche che soprattutto le giovani generazioni imparino anche ad accettare la difficoltà e il rifiuto senza esplodere in maniera incivile. Dobbiamo trovare il coraggio tutti insieme di dire basta alla violenza, bisogna rompere il muro del silenzio. Siamo qui tutti insieme per rompere questo muro, per aiutare tutte le donne che hanno bisogno e che sono vittime di violenza, e siamo qui stasera in particolare per ricordare Giulia. Più di 100 donne uccise dall'inizio dell'anno a oggi, una cosa tremenda. Non si può più sentire, bisogna proprio protestare. Siamo qui ogni anno con molto piacere ed è giusto ricordare le nostre donne che non ci sono più. Anche aiutare i figli maschi a educarli a non essere violenti e avere rispetto per le loro compagne, e così insomma penso che anche i figli maschi devono essere aiutati. Una responsabilità grande, la necessità che le nuove generazioni imparino, vedano, capiscano e soprattutto si sentano coinvolti. E in questo momento credo che sia necessario guardarci intorno e chiedere ai ragazzi la presenza, ma non soltanto come operazione estetica, ma come compartecipazione che poi si riveste ogni giorno nelle azioni e nei vissuti che loro coltivano. Queste dunque le immagini, le voci raccolte da Vanessa Banzato durante la manifestazione per Giulia Cecchettin che si è svolta ieri sera a Bassano del Grappa. Vi ricordo ancora una volta che all'incirca poco prima delle 11:30 il volo che da Francoforte riportava Filippo Turetta in Italia è atterrato all'aeroporto Marco Polo di Venezia. Il giovane si trova ancora all'interno dell'aeroporto, qui state vedendo il momento dell'atterraggio. Dicevo, Turetta si trova ancora all'interno degli uffici della polizia di frontiera dell'aeroporto Marco Polo. Presto sarà scortato dai carabinieri al carcere di Verona. Le immagini che vedete in questo momento invece sono in diretta. Poco fa avete visto l'aereo al momento dell'atterraggio all'aeroporto Marco Polo. Con questo per ora è tutto. Vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguimento di giornata.